autonomia, il DDL Calderoli approvato in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio tra gli applausi. Esulta il centrodestra. Zaia, è una riforma di modernità. Chi non la vuole non conosce la Costituzione. Attacco frontale del Partito Democratico, la bozza Calderoli per Stefano Bonaccini è sbagliata, faremo ridere il mondo, pronti a mobilitarci contro questo disegno di legge, contraria anche la CGIL. È tornato dai carabinieri il papà di una delle vittime delle baby bulle di Albignasego, nessuna delle 3 ragazze è ancora tornata a scuola e nei social continuano le minacce. I dati del primo report di sopravvissuti e gli abusi sessuali del clero italiano dell'associazione Rete L'Abuso, il Veneto al secondo posto della classifica nazionale per casi rilevati. Appartamento in fiamme a Chioggia, i vigili del fuoco riescono a salvare un uomo rimasto intrappolato nel rogo, è rimasto seriamente ustonato. Sarà il ponte ferroviario più lungo e grande d'Italia, quello che avrà costruito Vico d'Arzere per attraversare il fiume Brenta, oggi la via ufficiale dei lavori. Lutto del mondo del volley, è morta galliera veneta Fabiola Bellù, era stata tra le scopritrici del talento di Paolo Egonu. Verso il giorno della memoria, il 10 febbraio, un mese di eventi e testimonianze a Venezia per ricordare la tragedia delle foibe. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai nostri titoli in apertura, questa sera in primo piano la pagina politica. Parliamo infatti di autonomia. Approvato dal Consiglio dei Ministri, tra gli applausi, lo schema di disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Ebbene, esulta il centrodestra e il PD, fermamente contrario, annuncia una mobilitazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli applausi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata, primo punto all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo e ora pronto a essere sottoposto all'esame della conferenza Stato-Regioni. Solo poche ore prima del voto il presidente del Veneto Luca Zaia aveva salutato con queste parole un passaggio considerato storico. È finito il primo giorno di scuola, ma sarà un crescendo poi verso la modernità e anche per dar corso a quello che prevedevano già i padri costituenti nella Costituzione repubblicana del 48, non parlo poi del titolo quinto del 2001. Direi che è una scelta di modernità, di responsabilità e non è assolutamente l'affamare le regioni del sud, dividere l'Italia o altri discorsi che ho sentito che non c'entrano nulla con la realtà. Soddisfatti per l'obiettivo raggiunto nei primi 100 giorni del governo Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, così come gli esponenti di Fratelli d'Italia, mentre il Partito Democratico si schiera compatto contro la bozza. È proprio sbagliata e quindi non se ne farà nulla, attacca il candidato alla segreteria Stefano Bonaccini, che ha chiesto a sua volta l'autonomia per la sua Emilia-Romagna, ma ritiene scorretta, anzi ridicola, la strada intrapresa dalla Lega. Se vogliono andare avanti faremo una mobilitazione con tanta gente nel paese, ha aggiunto. Per il leader CGIL Maurizio Landini un progetto che va contro l'Italia. Mi spiace vedere che ancora ci sia qualcuno che sostiene che questa sarà la fine del nostro paese. Non sarà così. Basti pensare che Germania, Stati Uniti vengono percepiti come grandi nazioni non divise, ma hanno federalismo veramente vero. 10 articoli, l'ottavo il più contestato dal centrosinistra, quello che specifica che dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'impressione che, vista la confusione che c'è in questo governo, non siano d'accordo nemmeno all'interno della maggioranza su questo testo e che per il momento venga mandato avanti perché ci sono le elezioni in Lombardia. Noi abbiamo una posizione molto critica nei confronti del disegno di legge, della proposta, della bozza di Calderoli. L'autonomia è un processo invece che va realizzato, va fatto in maniera seria, stralciando dalla possibilità di costruire questa autonomia alcune materie che oggi sono del tutto inattuabili. Un passaggio tutto da verificare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per Martella l'approvazione della bozza Calderoli nel giorno in cui il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha incontrato Giorgia Meloni chiedendo che le medesime prerogative del Veneto vengano assegnate anche alla provincia autonoma, affinché, dice, non si crei un paradosso tra territori a statuto ordinario e territori a statuto speciale. Oggi, ha concluso, abbiamo messo le mani avanti.
E dopo l'approvazione di queste ore, il primo commento è proprio del governatore Luca Zaia. È una bellissima notizia che fa di oggi una giornata storica, ma non è solo che il traguardo di un percorso, è l'inizio. Con oggi questo Paese sceglie l'assunzione di responsabilità, l'efficienza e la modernità. Ora dobbiamo mantenere ancora più vivo l'impegno con i cittadini. Va riconosciuto a questo governo che con molta coerenza e rispetto per gli elettori ha mantenuto gli impegni, avviando il percorso dell'autonomia. Da Fratelli d'Italia le parole del senatore Luca De Carlo, l'approdo del disegno di legge sull'autonomia differenziata nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio è senza ombra di dubbio un passo importante all'interno di un percorso in cui abbiamo sempre creduto, anche quando gli altri ci accusavano del contrario. È inconfutabilmente un risultato targato Giorgia Meloni. E ora cambiamo pagina, andiamo ad Albignasego e torniamo a parlare delle baby bulle autrici dell'aggressione a 3 coetanee all'Ipercity. Nessuna delle 3 ragazze è ancora tornata a scuola e nei social continuano le minacce. Lei doveva vedere i filmati, dopo l'aggressione ci sono stati festeggiamenti ed è una cosa brutta, cioè incitare a violenza. Ora se mia figlia doveva avere paura di 2 o 3 persone, magari oggi ne deve avere paura di 20, 30 o chissà quante. Parla ancora il papà di una delle 3 vittime. Tutte e 3, 13 anni appena, non hanno ancora avuto il coraggio di tornare a scuola dopo il raid punitivo di cui sono state vittime sabato scorso nel parcheggio dell'Ipercity di Albignasego per aver denunciato i ricatti e le estorsioni subite da 3 adolescenti incrociate a una festa di Halloween. Sui social continuano le minacce nei loro confronti con dirette su vari canali come questa. L'ultima diretta che ho visto si girava in un pullman pieno di ragazzini e parlavano di questo. E parlavano di questo, citando le nostre figlie, citando l'aggressione. Hanno paura le giovanissime vittime e le famiglie. Le 3 autrici dell'aggressione sono state identificate, ma nei loro confronti non ci sono ancora provvedimenti. Per questo non capisce le parole rassicuranti pronunciate dal sindaco di Albignasego Filippo Giacinti, che al termine del vertice in prefettura a Padova aveva detto che il territorio e l'area del centro commerciale sono zone sicure. Quando vedi da un filmato 50 ragazzi intorno ai tuoi figli, non mi può parlare di territorio sicuro se 4-5 macchine che sono scese di gente comune che faceva la spesa ha girato il volto dall'altro lato. Perché? Perché la gente ha paura, perché se qualcuno si fermava e interveniva prendeva le stesse botte che ha preso il papà dell'amica di mia figlia. Grande l'amarezza di questo genitore che a domande come questa della figlia non sa come rispondere. Siamo state 2 volte dai carabinieri, papà, e ora? Ma forse era meglio che pagavo? Ma forse era meglio che subivo? Sindaco, mi dia questa risposta. Noi ci aspettavamo di Daspo, ci aspettavamo degli allontanamenti di queste ragazze. Chi è allontanato attualmente è mia figlia, chi non dorme la notte attualmente è mia figlia, chi ha paura di perdere la testa e non essere razionale attualmente è mia figlia e sono io. Ci spostiamo ora nella Marca perché quella del suicidio giovanile è ormai un'emergenza e a Spresiano la tragedia di Francesca Tagliapietra, la giovane ballerina, continua a sconvolgere l'intera comunità. Suicidio e adolescenza, 2 strade concettualmente lontane che mai come in questo periodo viaggiano sullo stesso tracciato. Depressione, isolamento, ansia sociale, elementi pericolosi che raccontano il dramma di una nuova generazione. Purtroppo l'emergenza è da alcuni anni che noi l'avvertiamo come operatori scolastici ma anche operatori sanitari e devo dire è stato fatto anche un lavoro di rete in questi anni, soprattutto post pandemia, perché i disagi credo che insomma nel periodo adolescenziale siano tipici della persona che è in crescita e che quindi deve anche strutturarsi. Una vera e propria pandemia nella pandemia, considerando che il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in tutta Europa. Numeri drammatici, esplosi soprattutto dopo l'emergenza Covid, didattica a distanza e isolamento. Una pandemia che per 2 anni ha reso debole la rete collettiva, a volte annullandola. E mai come in questo momento per i giovani la scuola può diventare un vero e proprio salvagente sociale. Questi ragazzi hanno vissuto invece 2 anni con la paura di contrarre
contrarre una malattia, di portare malattie a casa, ecco, la paura dell'altro. Quindi sicuramente ecco, la scuola è, penso, una dei luoghi dove i nostri giovani ecco, possono crescere e formarsi una personalità migliore. Giovani che tentano o si tolgono la vita, un'emergenza sociale che riguarda anche la Marca, come ci racconta la cronaca dell'ultimo periodo. A Spresiano, la tragedia di Francesca Tagliapietra, giovane ballerina con il sogno di diventare étoile, continua a sconvolgere l'intera comunità. All'interno della grande offerta che la nostra provincia ci offre di servizi c'è bisogno di attivare un dialogo con le famiglie innanzitutto, le prime che possono accorgersi di gesti che rivelano il disagio e con loro sedersi e trovare delle soluzioni. In primo piano ora i dati del primo report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiano dell'associazione Rete L'Abuso. Pensate, il Veneto risulta al secondo posto della classifica nazionale per casi rilevati. 40 casi di abusi sessuali ai danni di minori ad opera di preti segnalati in Veneto negli ultimi 13 anni. I dati sono quelli riportati nel primo report redatto dall'associazione Rete L'Abuso. Sono tutte situazioni, sì, come dicevo, verificate, lo premettiamo, nel senso abbiamo scartato quelle segnalazioni dove a un ricontatto non c'è stata risposta. Il Veneto si trova al secondo posto della classifica dell'associazione, alle spalle della Lombardia con 69 casi. Nel report Rete L'Abuso ha preso in considerazione episodi con condanna definitiva, quelli denunciati o con procedimento in corso e segnalati all'associazione e i casi completamente anonimi, in quanto prescritti e le cui presunte vittime hanno scelto di non procedere sotto il profilo pubblico. 418 i casi rilevati a livello nazionale, numeri, secondo Zanardi, in difetto rispetto alla reale portata del fenomeno. I soli 400 passacasi che abbiamo censito noi durante il report, e questi avvengono in 15 anni, ragazzi, sono tantissimi. Parliamo unicamente di abusi sessuali a danno di minori e commessi unicamente da sacerdoti. Per Rete L'Abuso sarebbe opportuno intervenire per avere una statistica più precisa dei casi e operare sulla prevenzione. La prevenzione sta in quegli strumenti che fornisce anche appunto il certificato antipedofilia, o almeno applicato correttamente li fornirebbe. In questo caso l'applicazione italiana, come spiego, è disastrosa. Tuttavia è una norma europea introdotta con il Lanzarote che negli altri paesi funziona. Ci spostiamo ora nel veneziano. Sarà nominato lunedì il medico legale incaricato di fare analisi approfondite sulle ossa ritrovate alcuni giorni fa in un campo abbandonato in via della Chimica a Marghera. Intanto procura e polizia locale indagano anche sulle scarpe Vans unisex trovate accanto alle ossa e che non erano in commercio prima di 7 anni fa. Proprio la data di commercializzazione del modello restringerebbe dunque il campo della datazione della morte della persona 6 al massimo 7 anni fa. Al momento ancora non si sa se le ossa appartengono a un uomo o una donna. La cronaca ora ci porta sul Monte Grappa. Un paracadutista è precipitato questa mattina sul posto i sanitari del SUEM di Crespano e l'elisoccorso di Treviso. Perde il controllo della vela e precipita con il parapendio schiantandosi sull'asfalto della strada Generale Giardino. L'incidente è accaduto questa mattina sul Monte Grappa, territorio comunale di Borso del Grappa. Ferito in modo grave un 37enne di nazionalità tedesca, soccorso prima dai sanitari del SUEM di Crespano e trasportato poi con l'elisoccorso a Treviso. L'uomo, nell'impatto con il suolo, ha riportato traumi e fratture in varie parti del corpo, ma è sempre rimasto cosciente. Vista però la gravità della situazione, il medico del SUEM ha chiesto subito l'intervento dell'elicottero, disponendo l'immediato trasferimento del parapendista all'ospedale Cafoncello. La cronaca ci porta ancora una volta nel veneziano. Intrappolato tra le fiamme divampate del suo appartamento a Chioggia, un uomo è stato salvato in extremis dai vigili del fuoco. Paura verso le 12:30 per l'incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina in Calle Ramo Fornetti a Chioggia.
I vigili del fuoco intervenuti tempestivamente hanno salvato un uomo rimasto intrappolato tra le fiamme del suo appartamento. Non riuscendo ad attraversarle è stato portato fuori dai pompieri entrati con gli autorespiratori per spegnere il rogo. Nel tentativo di liberarsi, l'inquilino è rimasto ustionato, respirando anche del fumo. Per questo, dopo essere stato stabilizzato dagli operatori del 118, è stato trasportato all'ospedale. I vigili del fuoco, accorsi da Cavarzere e Mestre con 2 autopompe, un'autobotte, il carro aria e 12 operatori coordinati dal capo servizio e dal funzionario di guardia, hanno spento l'incendio evitando che si propagasse ulteriormente. Sono in corso le operazioni di evacuazione dei fumi e il sopralluogo dei tecnici per determinare le cause. E si terranno domani alle 15 nel Duomo di Piazzola sul Brenta i funerali di Michele Barco, 58 anni, da 40 anni dipendente della Belvest. L'uomo si è spento in azienda martedì nell'ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Un malore fatale che gli è costato la vita nonostante gli immediati soccorsi, prima dei colleghi, poi dei sanitari del 118. Un dramma che ha scosso profondamente la famiglia, i compagni di lavoro di Michele Barco e l'intera comunità di Piazzola sul Brenta. Cambiamo ora argomento, conto alla rovescia per l'inizio ufficiale del Carnevale veneziano. Saranno molti gli agenti in servizio per garantire la massima sicurezza. Tutti i nostri operatori saranno in strada e tra l'altro nei comuni a cui abbiamo dato supporto durante l'anno scorso ci sarà ricambiato con la presenza di agenti sia di Jesolo che di Caorle che di altre realtà. Forze di polizia anche da altri comuni in supporto a quelle veneziane per un carnevale all'insegna dei controlli e della sicurezza. Quest'anno a maggior ragione, dal momento che i festeggiamenti andranno ben oltre Venezia città, in primis a Mestre, dove per la prima volta sfileranno i carri mascherati che toccheranno una delle zone più critiche dal punto di vista della criminalità, Via Piave. Quest'anno, pur non avendo quegli eventi tipo i voli dell'Angelo che richiamavano molte folle, ci impone anche un controllo del territorio maggiore perché non essendoci dei poli di attrazione specifica la gente andrà un po' di qua, un po' di là e quindi dovremmo esserci. Tra l'altro quest'anno avremo più sfilate di carri, quindi anche un lavoro da questo punto di vista maggiormente impegnativo. Riservo su quelle che saranno le zone maggiormente attenzionate. Le misure di sicurezza vengono prese ma ovviamente non vanno comunicate per non svuotarle di significato. Certamente ci saranno prese come le prendevamo prima del Covid, tutta una serie di blocchi stradali di situazioni che garantiscono la sicurezza dei partecipanti. Da un grande evento a un altro mancano 3 anni alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ed è già conto alla rovescia. Io spero che il Belluno emerga, che tutti la conoscano perché sono tantissimi che non conoscono Belluno. L'attesa per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 suscita entusiasmo anche a Belluno, città e provincia che sperano di poter beneficiare del richiamo che solo un evento di portata mondiale può garantire anche dal punto di vista della mobilità. Sono tutti lavori che sviluppano il territorio, queste robe qua, e quindi ci sta avanti col progresso perché sennò siamo sempre indietro qua e si faranno anche l'autostrada magari. Anche un pezzo che ci si aspetta una viabilità decente per poter arrivare ad accedere a queste grandi manifestazioni. Senz'altro è un fiore all'occhiello per Belluno, che comunque Cortina lo è da anni. Ma la preoccupazione è proprio quella, il potersi arrivare, dunque il classico caos che c'è ogni fine settimana. Una bella occasione per la provincia di Belluno. Anche se comunque mancano tante infrastrutture come città di capoluogo, mancherebbero tanti alberghi, se arriva tanta gente sicuramente non so se Cortina riesce a ospitare tutta questa gente. Insomma, una viabilità all'altezza e qualche albergo in più per rendere davvero ospitale la provincia intera che guarda a Cortina pronta a rivivere i fasti del 56. Finalmente Cortina fa qualcosa, speriamo che riacquisti il prestigio che aveva negli anni scorsi. Del 56 che non eravamo più abituati a avere tanta gente qui da noi, è una bella cosa penso.
Sicuramente una grande opportunità per il luogo, per il posto. Cortina è magnifica, è la perla delle Dolomiti, è stupendo insomma. Qualche perplessità sulla pista da bob, soprattutto sui costi esorbitanti per la realizzazione del nuovo sliding center e più in generale sul posto Olimpiadi. Cerco proprio di essere onesto, secondo me non è che porti più, sì ti porterà tanto lavoro in quel momento lì, però dopo tutto sparirà. E da Belluno ci spostiamo a Vigo d'Arzere, iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del raddoppio del ponte ferroviario sul Brenta. Sarà il ponte ferroviario più lungo e grande d'Italia, quello che verrà costruito a Vigo d'Arzere per attraversare il fiume Brenta. L'avvio ufficiale dei lavori oggi alla presenza del governatore del Veneto Luca Zaia e dell'assessore ai trasporti Elisa De Berti. Le ruspe al lavoro per realizzare il raddoppio del ponte ferroviario lungo la tratta Padova-Vigo d'Arzere sulla direttiva Padova-Castelfranco, che comporterà così un incremento della capacità del 25%, consentendo un aumento di traffico sia passeggeri che merci. Va a migliorare l'efficienza del servizio ferroviario sulla linea da Padova a Castelfranco. Sul Brenta qui c'era un binario unico e c'era quindi una strozzatura che impediva di poter sfruttare al meglio la potenzialità della linea. Verrà costruito sostanzialmente un nuovo ponte di 100 metri, non avrà le pile né in alveo né sui versanti, quindi un ponte che anche dal punto di vista idraulico avrà i suoi vantaggi e con il raddoppio darà la possibilità di avere una potenzialità superiore del 25%. Un'opera attesa da tempo, frutto di un investimento di 40 milioni di euro arrivati dal Fondo di Sviluppo e Coesione e che si inserisce anche nel progetto dell'alta velocità a Padova. La fine dei lavori è prevista per il 2026. Con il raddoppio del ponte ferroviario, il vecchio ponte di Vigo d'Arzere potrebbe essere oggetto di una ridestinazione d'uso. La speranza che possa snellire il traffico viario tra Vigo d'Arzere e Cadoneghe al momento però è solo un'ipotesi. È da anni che noi trattiamo con la Regione. La Regione era quasi convinta, però il Genio, per vie, per problemi idraulici e altra cosa, i ponti con i piloni che vanno sul fiume o sul Brenta, in questo caso, non possono rimanere su. Perché prima il Presidente ha detto noi l'abbiamo fatto da furbi, li abbiamo rialzato in modo tale che se viene un'inondazione non dobbiamo chiudere la ferrovia. Se poi c'è un'apertura della Regione e del Genio, ben venga, noi lo usufruiremo come pista ciclopedonabile oppure faremo qualcosa, insomma, perché la carezzata si presta a tante soluzioni. Però in questo momento io posso garantirvi che il Genio ha detto che va abbattuto. Ed è lutto nel mondo del volley, è morta galliera veneta Fabiola Bellù, tra le scopritrici del talento di Paola Egonu. Era stata la prima allenatrice di Paola Egonu, era stata lei a scommettere per prima sulle sue doti di pallavolista. Fabiola Bellù, 61enne, allenatrice di volley, è morta improvvisamente ieri nella sua casa di Galliera Veneta. La donna, originaria di Santa Giustina in Colle, era molto nota nell'ambiente della pallavolo, soprattutto nell'Alta Padovana. Aveva allenato ai suoi esordi la campionessa di Cittadella, Paola Egonu, e si era sempre dedicata al volley. Attualmente era l'allenatore della squadra femminile di volley di Rosà, in provincia di Vicenza, che milita in seconda divisione. Fabiola Bellù è stata trovata priva di vita dal marito, era sul divano con gli occhi chiusi. Nonostante il tempestivo intervento del SUEM, per la donna non c'era più nulla da fare e di fatto sembra sia passata dal sonno alla morte. Non si esclude che possa essere effettuata un'autopsia per definire con precisione le cause del decesso. Cambiamo ora argomento, ci spostiamo nel veneziano, quello di febbraio, un mese ricco di iniziative per la commemorazione del giorno del ricordo in tutto il comune di Venezia. La piazza Martiri delle Foibe a Marghera è stata intitolata nel 2003 e quindi quest'anno sono 20 anni dall'intitolazione. Devo dire che questo dimostra come il comune di Venezia abbia cominciato questo collegamento con il giorno del ricordo ancora prima di intitolare e istituire il giorno del ricordo. La giornata di commemorazione nazionale delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata fu istituita con una legge del 2004, un anno dopo che il Comune di Venezia aveva intitolato una piazza di Marghera ai tragici fatti che caratterizzarono i territori persi dall'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale, il Giorno del Ricordo 2023 a Venezia dura in realtà un mese denso di appuntamenti.
Sono oltre 40 le iniziative diffuse su tutto il territorio comunale per far sì che questo mese del ricordo diventi sempre di più importante. È un atto di sensibilità che il Comune di Venezia ha sempre avuto verso una pagina che riguarda la nostra storia nazionale, una pagina buia che per molti anni è stata taciuta, addirittura negata. Cominciati con il collasso del Regio Esercito nella Venezia Giulia dopo l'8 settembre 43, gli eccidi delle foibe provocarono dalle 5 alle 10.000 vittime. L'esodo degli anni seguenti, proseguito in maniera massiccia fino a metà anni 50, portò dalle 250 alle 270.000 persone, per la maggior parte italiani, ma anche croati e sloveni antititini, a lasciare le proprie case. Vicende che oggi sono più conosciute grazie al giorno del ricordo. Forse rimangono un po' scoperte quelle generazioni che andavano a scuola negli anni 80-90, perché ancora diciamo dal dopoguerra fino alla fine del secolo questa era una storia dimenticata, una pagina strappata dai libri di storia e dalla conoscenza generale. Ed è freddo record in altopiano, registrati 34 gradi sotto zero a gennaio. Gennaio da record per le temperature in altopiano, dove le minime dei giorni scorsi sono precipitate addirittura a 34 gradi sotto lo zero. Sono dati ufficiali che arrivano dalle strumentazioni dell'ARPAV situate a ridosso della cima dell'Ortigara. In particolare la dolina Campoluzzo, situata nel Monte Lozze, ha fatto registrare l'ennesima temperatura, a dir poco glaciale, negli ultimi giorni di gennaio. I dati ARPAV confermano una minima record di 34 gradi sotto lo zero registrata il 27 del mese scorso all'interno di un filotto con minime di 32, 28, 27 e 29 gradi sotto lo zero. Clamoroso anche lo sbalzo termico fra la notte e il giorno con differenze di 30 gradi fra minime e massime. Se le doline danno sempre soddisfazioni agli amanti del freddo, la faccenda non è poi così diversa nei paesi. Ad Asiago le minime sono scese fino a 15 gradi sotto lo zero nel corso del mese di gennaio, ma sotto Natale la colonnina di mercurio era scesa fino a 22 gradi sotto lo zero. Ora la speranza del settore turistico e dei gestori degli impianti è che questa tendenza permetta il mantenimento di una coltre bianca fino alla fine della stagione. Questo era l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anticiclone delle Azzorre domina il paese, tempo stabile dunque su tutto il nostro territorio. Il dettaglio di venerdì 3 febbraio. Sul Veneto tanto sole, frequenti nebbie in pianura, poi in dissolvimento di mattina e in nuova formazione la sera. Alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni altrove. Sui monti sarà piuttosto ventoso, specie in quota. Temperature con andamento irregolare, minime tra -2 e 2 gradi, massime invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche in questo caso saranno possibili locali foschie mattutine sulle zone pianeggianti e costiere, cielo poco nuvoloso altrove. Sulle Alpi frequenti addensamenti e sarà possibile del nevischio. Inoltre in quota soffierà vento da nord-ovest moderato. Temperature minime intorno a -1-2 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, come ci mostra la nostra grafica, con cielo limpido o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 11 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.